colpi d'arma da fuoco contro una casa, un proiettile entrato nell'abitazione avrebbe potuto uccidere. Intimidazione è giallo a Castelmino di Resana. Nuovo raid vandalico al Biscione di Conegliano, danneggiato il portone della biglietteria e gli arredi della sala degli autisti MOM. È la seconda volta in pochi giorni. Cade il veto di Giancarlo Gentilini al candidato della Lega Mario Conte, l'ho accettato, dice, spianando così la strada al suo rientro nella coalizione di centrodestra nella lista Zaia-Gentilini. In tribunale a Venezia i profughi per richiedere l'asilo dovranno presentare anche un certificato medico e scoppia la bufera, misura discriminatoria. I trevigiani, è giusto. Ex mala del Brenta, ieri sera a Ring il procuratore Foiadelli, dopo le rivelazioni dell'ex boss non escludo che possano esserci vendette nei confronti di Felice Maniero. Fallimento della DPS Group, società di gestione della Troni, chiude anche il punto vendita di Zero Branco, stamane presidio dei lavoratori a Venezia. Sfida a colpi di cucchiaio tra Treviso e Tolmezzo, domani a Bologna, una gara all'insegna del divertimento, ma la posta in palio è alta tra le due città che si contendono la paternità del tiramisù. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri TG. In primo piano l'avete sentito la cronaca con il giallo di Castelmino di Resana. 2 colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte contro una casa. Uno dei proiettili è entrato nell'abitazione e avrebbe potuto uccidere. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. 3 colpi d'arma da fuoco messi a segno contro l'abitazione di Luigino Di Donè a Castelmino di Resana. 2 proiettili sono finiti contro il muro esterno della casa, il terzo è riuscito invece a penetrare all'interno, finendo contro una parete in cartongesso del soggiorno. Una bravata o un avvertimento? Fatto sta che l'attacco è stato sferrato intorno alle 3 del mattino. La famiglia si è salvata perché in quel momento si trovava al piano superiore. Stavano dormendo, i coniugi hanno sentito qualcosa ma non si sono resi conto di quanto era accaduto. Il sindaco di Resana è subito andato dalla famiglia. Loro hanno sentito sto botto di notte non si erano accorti cosa era successo, dopo il mattino hanno trovato questi fori fatti dal proiettile che ha attraversato praticamente l'abitazione. Fino alla mattina, quando hanno visto il foro sulla porta del balcone e il proiettile sul muro, uno shock per la famiglia che ha subito allertato i carabinieri. Un episodio davvero inquietante, dice il sindaco. Sì, preoccupante. Stamattina sono stato presso la famiglia e li ho visti molto preoccupati, come siamo preoccupati anche noi, un fatto mai accaduto. Speriamo che le forze dell'ordine quanto prima riescano a trovare il movente, cosa è successo. Le indagini sono scattate immediatamente. I militari questa mattina sono rimasti oltre 4 ore nella casa per gli accertamenti di rilievi. Chi ha sparato lo ha fatto dalla pista ciclabile senza entrare nella proprietà. Il motivo è ancora da accertare. Famiglia tranquilla, persone per bene, il signor Di Donè, la moglie, il figlio, quindi inspiegabile. La zona industriale che è vicina alla via dove vive la famiglia è videosorvegliata, i filmati sono stati già acquisiti e saranno visionati al più presto. La villetta è divisa in 2, da una parte Luigi e la famiglia, dall'altra il fratello, ma chi voleva colpire ha puntato solo l'abitazione di Luigino. L'uomo lavora a paese come geometra, mai avuto un problema. Poi l'appello del sindaco, quella strada è trafficata, chiunque avesse visto qualcosa si faccia avanti. Questione sicurezza al Biscione di Conegliano, vandali nuovamente in azione all'autostazione delle Corriere, la seconda volta in pochi giorni. MOM chiede un incontro urgente con l'amministrazione comunale. La scorsa settimana avevano sfondato la porta d'ingresso della biglietteria. Stanotte i vandali sono tornati a colpire alla stazione delle Corriere del Biscione a Conegliano, danneggiando ancora una volta il portoncino d'entrata e mettendo a soqquadro la stanza riservata agli autisti della MOM. I vandali hanno spaccato il bracciolo d'un divano, danneggiato mobilio e suppellettili. I malviventi si sono anche feriti probabilmente con il vetro del portoncino, come testimoniano le tracce di sangue sul pavimento. In pochi giorni abbiamo avuto un secondo danno che è stato fatto ai nostri locali e questo ci preoccupa un po'. Dalla scorsa settimana MOM ha anche intensificato i passaggi della vigilanza privata notturna all'autostazione, ma evidentemente non è sufficiente. La questione desta particolare preoccupazione perché oltre ai danni è a rischio anche l'incolumità dei lavoratori e dell'utenza. Tutta l'area, sia sotto l'aspetto logistico
che sotto l'aspetto della sicurezza ha bisogno di un intervento anche piuttosto radicale in tempi relativamente brevi. Per questo il presidente di Moma ha chiesto un incontro urgente all'amministrazione comunale proprietaria dell'area al fine di avviare una completa riqualificazione dell'autostazione sul fronte della logistica e della sicurezza. Ancora cronaca, notte di terrore per gli abitanti di una casa di via Rosmini a Treviso, andata a fuoco a causa del malfunzionamento della canna fumaria. Le fiamme hanno praticamente distrutto il tetto dell'edificio. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 3 ore prima di riuscire a domare l'incendio e mettere in sicurezza l'abitazione. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i danni alla casa sono ingenti. Ed ora la politica, cade il veto di Giancarlo Gentilini al candidato del Carroccio Mario Conte. Sentiamo. Mi sono messo a disposizione perché l'obiettivo è quello di mandare a casa Manildo e ho accettato la candidatura a sindaco di Mario Conte. Poche battute che sparigliano ancora una volta la partita. Non vuole fare dichiarazioni a microfono Giancarlo Gentilini, ma dal suo quartier generale lascia ai cronisti il compito di riferire la notizia. Cade il no finora categorico dello sceriffo sul candidato scelto dalla Lega. Gentilini è pronto a correre nella superlista che dovrebbe portare il suo nome e quello del governatore Zaia. Non è disposto a svendersi però, né a svendere i suoi uomini. Non è un mistero che si aspetti un posto in giunta, non per se stesso ma più probabilmente per quello che sarebbe stato il candidato in caso di coalizione autonoma, Sandro Zampese. A 20:10 così Conte ha commentato il ticket Zaia Gentilini, a cui ha dato il suo assenso anche il segretario nazionale Gian Antonio D'Arè. Noi puntiamo a vincere al primo turno. Al primo turno? Noi ci poniamo sempre l'asticella molto in alto e poi tutto quello che verrà ne faremo le adeguate che... Vuol dire 50+1. Analisi. 50+1, 50+2, 50+3, non ci spaventiamo, noi dobbiamo porci l'obiettivo più ambizioso possibile e è quello di vincere al primo turno. E una lista Zaia Gentilini potrebbe andare ben oltre l'ipotetico 10% di consensi che i sondaggi dicono possa muovere lo sceriffo da solo. E questo non è detto che alla Lega e alle altre forze che compongono la coalizione, in primis Forza Italia, faccia piacere. Se superlista deve essere, la quadra si troverà entro la settimana, anche se Gentilini sostiene di non aver ancora ricevuto inviti espliciti. L'atteso faccia a faccia dovrebbe svolgersi venerdì sera al rientro da Roma dei neoparlamentari Massimo Candura e Dimitri Coin, rispettivamente segretario cittadino e provinciale del Carroccio, e malgrado Giampaolo Gobbo freni, la strada verso il rientro dello sceriffo sembra spianata. E se si pensa a una superlista Zaia Gentilini, vuol dire che si gioca una partita importante. A pochi giorni dall'avvio ufficiale della sua campagna elettorale, il sindaco uscente Manildo sta a guardare le mosse della Lega. La sua campagna elettorale inizierà ufficialmente sabato pomeriggio da Sant'Angelo e per quel momento già si dovrebbe sapere se la superlista Zaia Gentilini, che fa storcere il naso alla base leghista, si farà davvero o se il governatore si limiterà a ospitare lo sceriffo come capolista, ma senza che il suo nome campeggi nel simbolo. Giovanni Manildo non perde la sua flemma e la superlista la commenta così. Sono contentissimo se verrà fatta, vuol dire che la posta in gioco è molto alta, se si vogliono giocare tutti e venire a giocare a Treviso vuol dire che la partita è interessante, quindi sinceramente se si dovesse fare sarei molto contento e sarei anche molto contento di avere dei confronti con le persone che questa lista animano. Quanto alle liste che sosterranno lui, potrebbero essere addirittura 6, con nomi tra i candidati consiglieri come quelli dell'entomologo forense Stefano Vanini e dell'avvocato Stefano Pietrobon. Ci sono veramente tante persone che hanno voglia di correre o con la lista del sindaco o con Treviso Civica o col PD, questo al momento non è la cosa importante, al momento la cosa importante è che ci sono tantissime persone che hanno voglia di rilanciare un processo di cambiamento, rilanciare un processo di una visione di una città aperta, sicura, sostenibile, solidale, una città che deve continuare questo suo percorso, quindi più che sui singoli sarà importante il gioco di squadra e non a caso partiremo con una partita di calcio. Appuntamento non a caso al campo sportivo di Sant'Angelo, sabato alle 17. L'appello ai cittadini è quello di far giocare al sindaco e alla sua squadra il secondo tempo dell'avventura amministrativa. È un appello a mettersi in gioco, a giocare questa partita che si deve necessariamente svolgere in 2 tempi, quindi tutti in campo per il secondo tempo a Sant'Angelo per insieme costruire il futuro della città.
La cronaca sindacale è pesantissimo il bilancio del fallimento di una delle aziende proprietarie del gruppo Troni, 75 i lavoratori che resteranno a casa per la chiusura del punto vendita di Zero Branco e di altri 2 in provincia di Padova. Questa mattina manifestazione a Venezia, sentiamo. Presidio sotto il Palazzo della Ragione dei lavoratori di DPS, società che gestiva 43 negozi a marchio Troni, ora chiusi dopo la dichiarazione di fallimento dell'azienda che contava in Italia oltre 800 dipendenti. I lavoratori coinvolti nella procedura in Veneto sono 75 famiglie che ad oggi sono senza la possibilità di andare a lavorare, senza la possibilità di percepire lo stipendio soprattutto. Da Zero Branco ad Albignasego e Conselve sono quindi partite le procedure di licenziamento al termine di un lungo calvario che aveva già sfiancato i lavoratori. Da 6 mesi ormai la viviamo male, perché comunque è stato un continuo scendere in un abisso che comunque non aveva fondo. Adesso il fondo l'ha avuto. Siamo arrivati a una situazione che era paradossale, cioè stavamo nel negozio senza poter dare il nostro servizio. Negozi vuoti, gente che entrava e neanche chiedeva, usciva. A determinare il fallimento, spiegano dal sindacato, la crisi generale del settore dell'elettronica di consumo a causa dell'aumento del commercio online e di scelte aziendali poco lungimiranti. In mattinata i dipendenti hanno chiesto e ottenuto un incontro con l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che ha promesso di sollecitare l'apertura di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico sulla situazione della società e del comparto e di attivare le politiche regionali per il reinserimento lavorativo dei dipendenti nel caso non vi fossero manifestazioni di interesse da parte di potenziali compratori. Noi speriamo che la politica si faccia carico e si faccia portavoce delle esigenze in questo momento fortissime dei lavoratori di essere ascoltati e di essere supportati e che la voce del Veneto arrivi fino a Roma e il Ministero ci dia ascolto e ci dia una mano a risolvere e a uscire da questa situazione di assoluta incertezza. Non mi sento di escludere la vendetta degli ex contro Maniero, così ieri sera a Ring l'ex procuratore Foiadelli dopo l'intervista a Faccia d'Angelo e le sue paure. Sentiamo. Non mi sento di escludere la possibilità di una vendetta e spiego anche la ragione. È sempre stata mia ferma convinzione, lo dico adesso, forse non lo avrò mai detto prima, che il cosiddetto pentimento, o meglio la resa di Maniero allo Stato, nascesse da elementi molto precisi. Il suo indebolimento di prestigio e di capacità di comando all'interno dell'organizzazione per effetto della lunga latitanza. Nella criminalità non esiste il vuoto. Se un capo comincia a declinare nella sua capacità di controllo e nel suo carisma, non c'è nulla da fare, si tende a sostituirlo. Lei ha fatto un nome, Antonio Pandolfo, ed è uno che noi sappiamo che giurò vendetta contro Maniero, chiamato appunto il traditore. Degli altri mi è più difficile esprimere una impressione, ma sarebbe soltanto una impressione così a livello emotivo e preferisco fermarmi qua. Non sottovalutiamo mai questa memoria di ferro dei criminali. Parliamo ora di vaccinazioni perché in questi giorni sono state spedite le lettere alle famiglie non ancora in regola con le vaccinazioni dei bambini. Sentiamo. Sono state spedite in questi giorni le prime lettere alle famiglie che non hanno ancora regolarizzato la posizione dei propri figli per quanto riguarda l'obbligo vaccinale. Entro fine marzo terminerà l'invio delle missive, poi spetterà alle ULSS fare le ultime verifiche. Sicuramente questo anno scolastico per le scuole materne, quindi le private, le accreditate, anche quelle comunali, i bambini passeranno, le famiglie passeranno indenni perché non riusciamo a chiudere la cosa. Quindi nessuna sanzione per quest'anno? Per quest'anno noi contiamo di ancora richiamare le famiglie, avere dei colloqui in proiezione anche del prossimo anno, per cui dopo, se serve, speriamo di no applicare delle sanzioni. Diverso il discorso per l'anno prossimo, quando ad ulteriori sollecitazioni non accolte dalle famiglie seguiranno le sanzioni ed eventuali esclusioni da scuola.
Intanto alcuni genitori contro l'obbligo vaccinale si sono rivolti a degli avvocati che hanno inviato all'ULSS delle lettere di contestazione. È un loro diritto, noi non facciamo altro che rispondere a una norma nazionale. Nel momento in cui la norma nazionale, se sarà cambiata, ci porremo in modo diverso. È chiaro che oggi noi andiamo a applicare una normativa e quindi dobbiamo essere conseguenti a questo. Certificato medico ai richiedenti asilo in tribunale, quanto previsto dal protocollo sezione immigrazione del Tribunale di Venezia per le udienze di chi si oppone al rifiuto della richiesta di protezione internazionale, ma scoppiano le polemiche, c'è chi dice richiesta discriminatoria. Abbiamo chiesto ai trevigiani che cosa ne pensano. Cioè, è difficile, come si fa a dire che è discriminatorio? Capiamo che questi vengono da paesi civili e gli altri vengono da paesi dove non sappiamo neanche come sia là. Quindi lei dice una forma di tutela sanitaria per prevenire? Certamente è una cosa che può anche essere giusta. Non è discriminatorio, non è razzista? No, è perché ci sono malattie che possono essere importate e lo fanno anche gli altri stati, tipo l'Australia, tipo visita sanitaria deve essere una cosa valida. Sarebbe bene che questi profughi siano anche controllati da quell'atto, diciamo, dal giudice, da chi è proposto a seguirli, insomma. Qualcuno però dice è discriminatorio e razzista. Ma non credo, signora, penso che anche a un italiano si potrebbe chiedere un certificato medico di buona salute. Non lo so, se il giudice lo crede opportuno io penso che è nella legge. Lo trova discriminatorio nei confronti di questa persona, di questo straniero? Non è discriminatorio, io penso che sia un cautelarsi, una certa cautelazione, insomma. Penso che abbia ragione il giudice, o no? Scusa, qua è un problema sanitario, teoricamente da un punto di vista sanitario dovremmo essere tutti quanti a posto, se non lo siamo ha ragione a chiederlo, voglio dire, se è nel dubbio, però... Lo trova discriminatorio? No, perché deve capire, non è questione discriminatorio, se uno è ammalato può contagiare gli altri, non è discriminatorio. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri TG. Giovanni Artico, ex funzionario della Regione ed ex sindaco di Cessalto, coinvolto nello scandalo Mose dopo 4 anni di gogna e assolto da tutte le accuse, chiede il risarcimento dei danni allo Stato. Sentiamo. Sono stati 4 anni terribili che hanno sancito una svolta fondamentale nella mia vita, in peggio naturalmente. Sono 4 anni di un calvario giudiziario che mi ha segnato personalmente e anche professionalmente. Così Giovanni Artico descrive gli anni che hanno stravolto la sua vita non solo personale ma anche professionale. Nel 2014 l'arresto, coinvolto nello scandalo Mose, rimane in carcere per 23 giorni. Assolto dalle accuse, nel maggio dell'anno scorso gli arriva un ulteriore fulmine a ciel sereno. Il dottor Artico è stato dirigente della Regione Veneto e responsabile del progetto Venezia e in tale sua veste è incaricato dalla Regione di gestire il progetto integrato Fusina in concessione alla società SIFA, che è una società partecipata come socio di maggioranza dalla società Mantovani. Nel maggio dell'anno scorso, del 2017, il dottor Artico riceve un provvedimento con il quale gli vengono sequestrati tutti i propri beni. Un colpo che Artico non si aspettava, mi hanno tolto l'ultimo fiato di vita, dice. Per me è stato come ritornare, rimpiombare ancora in un incubo che era quello che pensavo di avere concluso. Ho ricevuto un danno enorme, cicatrici continua che rimarranno indelebili, da qui la decisione, fare causa allo Stato e chiedere il risarcimento. Il nostro sistema giuridico prevede che a fronte di una ingiusta detenzione, e sicuramente è ingiusta la detenzione che ha subito perché è stato assolto, perché il fatto non sussiste, con una sentenza che il pubblico ministero neppure ha impugnato in Corte d'Appello, il nostro ordinamento prevede che il soggetto colpito dalla misura cautelare dalla detenzione ingiusta abbia diritto di ottenere un adeguato ristoro. Risarcimento che potrebbe arrivare anche a 500.000 euro, non solo, ma è stata anche archiviata la causa per il sequestro di beni. Questa sentenza giunge a concludere appunto
eliminando il sequestro che era stato disposto, assolvendo il dottor Artico da ogni accusa che gli era stata rivolta, respingendo la domanda dei 400.000 euro di risarcimento che era stata svolta dalla Procura a favore della Regione e anzi condannando la Regione alla restituzione, al rimborso delle spese di difesa che il dottor Artico ha sostenuto. Ora l'ultima parola di questa odissea giudiziaria spetterà alla Corte d'Appello. Ed ora il cammino di Jesus, la giovane brasiliana che sta girando a piedi il Veneto. L'abbiamo incontrata ieri poco prima del suo ingresso nella Marca, nonostante la neve. Vediamo. Ascoltami signora, dimmi una cosa. E cosa mi racconti di questo comune? Perché io sono una ragazza che fa tutto il Veneto a piedi. Scarponcini da trekking, bastone e zaino in spalla. Nemmeno la neve può fermare il suo cammino. Lei è Jesus Gomes, di origine brasiliana, imprenditrice di Manerba sul Garda. Lo scorso 29 dicembre ha deciso di percorrere a piedi tutto il Veneto. Perché ha voluto iniziare questo viaggio? Perché io sono innamorata del Veneto e dei Veneti, poi sono un'appassionata di cammini, ho voluto mettere insieme la mia passione insieme a qualcosa che poi poteva essere utile anche a livello regionale per questa regione che tanto mi ha dato. Dalla sua idea è nato il progetto Su due piedi, te spiego mie il Veneto. Dal Polesine alla Lessinia, da Verona a Venezia. Jesus ha dormito a San Stino di Livenza, nei prossimi giorni sarà in provincia di Treviso. Fino adesso sono superati i 300 comuni e devo raggiungere i 574 comuni del Veneto. La sua disinvolta simpatia la aiuta a conoscere gente di ogni età. Con grande piacere vi offro uno spritz della casa. Madonna, andiamo per lo spritz, Nico! Nico è scroccato anche lo spritz, vieni! Jesus con il cellulare scatta foto di ogni luogo che visita, ha scelto di attraversare il territorio comunicandolo online, consentendo ai suoi seguaci di seguirla in diretta dai propri dispositivi connessi in rete. E io racconto nei social post proprio per questo, mi capita spesso le persone che mi mandano le loro foto dicendo guarda che sono appena stato dove è stato te, e per me questo è già valsa la pena. Qualcuno dei suoi 5.000 followers ha scelto anche di accompagnarla per un tratto a piedi lungo il suo percorso di scoperta. Un'esperienza che le sta consentendo di incontrare sindaci e cittadini entusiasti della sua presenza che si sono presentati in veste di guide appassionate del territorio. Incontri carichi di emozioni che le stanno regalando molto anche sul piano umano. E mi sono accorta pure io in prima persona che il Veneto ha tanto da dire, ma tanto da dire in tutti i sensi, come persone, storie, luoghi, arte, cultura. Sfida a colpi di cucchiaio tra Treviso e Tolmezzo, domani a Bologna la posta è alta tra le due città che si contendono la paternità del tiramisù. Mater certa, pater no, di conseguenza noi come maternità assolutamente siamo sicuri che il tiramisù è nato a Treviso. Tolmezzo non si illuda, Treviso non ha nessuna intenzione di cedere l'origine del tiramisù. Quella di domani a Bologna, dove al Fico Italy sono state invitate a sfidarsi le due città che si contendono il dolce più famoso al mondo, sarà una gara all'insegno del divertimento, garantiscono da Cassugana, ma la posta in gioco è alta. Le due golose creazioni saranno valutate da una giuria di esperti e da una giuria popolare e nessuno ci sta a perdere. È un dolce turistico perché è cliccato diciamo più del prosecco e molto vicino a Venezia. Quando qualcuno va nell'area d'Italia clicca più volte tiramisù che non il prosecco, e fra Venezia e tiramisù è solo il 50%, quindi un dolce turistico vuol dire che la gente ama cercarlo, ama vedere dove è nato, in che territorio, e ama anche venirci a trovare. Che differenza c'è tra il tiramisù di Tolmezzo e quello di Treviso? Ma sono hanno delle caratteristiche abbastanza differenti. Ribadisco, noi andiamo avanti con quello che è la storia, con quello che io fortunatamente ho acquisito alla famiglia Campeol, e non solo, quello che anche Giuseppe Maffioli traccia nella sua storia, nel suo libro di cucina, un'identità riconoscibile a Treviso, in particolare al ristorante Le Beccherie, e un atto dell'Accademia di Cucina Italiana che riconosce a Treviso questa natività. Per il resto il dolce dopo lo assaggeremo e capiremo insomma le differenze provando cucchiaio su cucchiaio. E siamo al termine di questa edizione, vi ricordo subito dopo il TG torna 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, questa sera il sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore, arrivederci.
Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Bel tempo sulle nostre regioni, a prevalere sarà il sole praticamente ovunque. Vediamo nel dettaglio la situazione prevista per mercoledì 21 marzo. Bella giornata di sole sul Veneto, la nostra grafica ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso ovunque, con qualche innocuo addensamento. Le temperature risulteranno essere in aumento, le minime saranno comprese tra -1 e 0 gradi, massime tra 6 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Più nubi al mattino con cielo anche coperto, ampiamente soleggiato col passare delle ore, con il cielo che sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, massime comprese tra 6 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Prevalenza di sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra -1 e 0 gradi, valori massimi compresi invece tra 6 e 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.